È sempre un piacere intervistare Riccardo Gnata, perché comunque il legame con Braganza è forte. Forte, scusa la ripetizione. Dopo questa prima debutto stagionale, un 10-0 assolutamente invelluto per voi, no? Sì, diciamo che comunque è un 10-0 che è venuto alla fine, il primo tempo è stato combattuto e anche il Braganza ha avuto le sue occasioni, poi alla lunga, avendo appunto una squadra comunque con tanti cambi e un ritmo alto, siamo riusciti a spuntarla, più sul finale comunque. All'inizio della partita siete entrati in pista tenendo le mani dei bambini del mini hockey di Braganza. E quindi questo mi suggerisce un ricordo particolare di un tecnico che purtroppo ci ha lasciato qualche mese fa e che allenava il mini hockey e con il quale tu hai condiviso una gioia particolare perché fu il tuo primo successo in categoria senior, avevi 16 anni. Sto parlando di Giorgio Carraro del campionato di Serie B che vinceste nel 2009. Che ricordo hai di Giorgio? Ma ti dico la verità che è stato il primo pensiero quando sono salito in pullman per Breganze. Sarà che mi hai scritto stamattina e quando si è aperta la chat mi è apparso la foto che mi avevi mandato. È una grande perdita per Breganze, per tutti i dintorni anche di Breganze perché si è prodigato in tante società e penso sia una grande perdita per l'hockey. Ho dei ricordi fantastici con lui, con tanti ragazzi del paese che abbiamo condiviso quella vittoria a Lucca è stato veramente bello e purtroppo è stata una perdita dolorosa. Scusate un po' di... No, ti ringraziamo invece perché magari ti abbiamo toccato magari su un tema emozionale, ma ci sembrava giusto onorare la sua figura così. No, lui ho tanti ricordi e sono sicuramente tutti di grandi e grosse risate perché lui era così. Certo. E quindi Giorgio, io colgo l'occasione per ringraziarti per tutto quello che hai fatto e me le porterò sempre nel cuore. Veniamo alla stagione. Una stagione dove sicuramente Forte di Marmi vuole giocare da protagonista. Tu lo sei stato in parte, non sei stato impegnatissimo, però per esempio abbiamo apprezzato molto una tua parata con la punta della stecca nel primo tempo, era una situazione sicuramente insidiosa. Date la sensazione di giocare e di divertirvi, può essere questo il segreto per fare una grande stagione, Ricky? Sì, questo è quello che cerchiamo di esprimere il sabato, diciamo. Diciamo che per arrivare al sabato e cercare di divertirsi c'è un grande e grosso lavoro alle spalle, di quantità, di qualità. Lo stiamo facendo da 4 settimane quest'anno, ora c'è stata la prima partita, abbiamo secondo me giocato bene, abbiamo giocato un po' contratti il primo tempo, ma sono sicuro che abbiamo un grosso margine di crescita. Ti chiedo due giudizi tecnici dall'alto della tua competenza. Uno sul tuo collega di partita, avversario Marco Zanfi, e uno sul tuo collega di reparto di Forte. Allora, Marco Zanfi ha avuto una partita sicuramente burrascosa perché approdare nel campionato di Serie A a trovare un Forte dei Marmi non è facile perché abbiamo una grossa pressione in attacco, penso che il possesso palla nella percentuale sia stato altissimo, Certo. quindi probabilmente è una delle partite più difficili del campionato di quest'anno, sia per la squadra che abbiamo sia per il modo che abbiamo di giocare. È stato sicuramente molto impegnato, ha dimostrato grandi doti e soprattutto non ha perso la testa, comunque anche quando il risultato dilagava e penso sia una dote importante in un giovane portiere, gli faccio un grossissimo in bocca al lupo. Per quanto riguarda Ciupi? Per quanto riguarda Ciuppi sono molto contento dell'esordio, me l'aspettavo che appena entrasse fischiavano il 10° fallo, però sapevamo che era pronto, che poteva gestire la situazione e ha fatto molto bene. Lavorate bene con Roger Molina? Molto, è un grandissimo allenatore, un gran preparatore, da 20 anni penso prepara i portieri. Abbiamo un rapporto sicuramente che va oltre il campo, quasi d'amicizia, è veramente il mio asso nella manica. Ricky, grazie, in bocca al lupo e a presto. Grazie a voi, un grosso in bocca al lupo, forza Breganze. Grazie Ricky.